Volete entrare per la parte più divertente della serata? Non è vero, la parte più divertente della serata era quella che è dopo. è quando ci ubriachiamo. Non ubriacato. Vedi di non ubriacarti. Cosa? Saluto a tutti i gatti. Vado a voi di ragione di Jacopo, di Wilco, di Elisa, agora vai ser a proiezione di Angelo Congiu, che è un lavoro linguistico per i piccini, un bebè di un anno, e tanto a prima di Razzena, di Lubucari, avere nuovi chi sul lavoro. Okay? Allora poi Angelo si può far vedere meglio di tutto questo lavoro che ha fatto. È un doppiaggio e saggio di pitture animati per i piccini. Grazie. Allora, presento l'Unicom brevemente. Sunicom, o Unicom in ugoro, è un'organizzazione politica de giovani comunisti indipendentista. Noi riferimos às análises socioeconómicas de Marx e às experiências políticas de Lenin e de Mao. Parte importante dessa posizione nostra è l'autodeterminazione del suo popolo sardo, segundo os pensamentos de Antônio Momose e de Lugaria. Noi também escusamos in maniera firma, conchinados que appoggiano as análises dessa luta internazionale sia uno da essere fondamentale del nostro trabalho. Volemos essere un'alternativa às realidades políticas de jovens italianos. Volemos formare una gioventù sarda vista, con una coscienza de classe e una coscienza nazionale. Sunicom vuole essere un punto di riferimento per i giovani di tutta l'isola e che apporrire sa politica in sos ambienti scolasticos. Saluta per la creazione di uno sistema scolastico e universitario sardo indipendente per noi è fondamentale, un sistema che si staglia del sindito educativo nazionale italiano, un sistema scolastico che permetta la nascita di questa coscienza nazionale derivata dagli studi della storia e della lingua nostra. E che sia una scuola costruita da persone che la vivono. Dunque, sapporire la Sardegna e le scuole sardas. Come giovani sardos in avanti nostri si prospetta un futuro di incertezza, in su quale vediamo crescere delle condizioni di miseria e sfruttamento che l'Italia ha costruito perpetra a sos disaccados della terra nostra. Questo intende che a lasciare o a subire disarmados a destruidura de essa. Per su profitto de sempre più pagos. Vivimos in un momento in cui il capitalismo globalizzato affronta su comincio di una nuova profonda crisi che in sos ultimos anni si è manifestata con il scopo di questa nuova guerra fria a intro de esos polos imperialisticos in Ucraina, in Palestina e in cada continente. Noi siamo indagati de commente assistendo inaspretto las tensiones e las dinamicas de violencia coloniale che sono opprimendo sempre de plus des populos e la classe traballadora. Creemos dunque che saluta vos al socialismo e cos indipendencia siano las únicas vias per accantare e atterrare sul futuro di devastazione che si prospetta in cara a sa gioventù di sarda e sa gioventù di mondiale. Ok, grazie per essere qua ancora una volta. Io sono Elisa Brau, la portavoce di Enfla. La prima cosa che volevo dire è che io parlerò in italiano, questa è la prima contraddizione che porto, però per fortuna siamo flessibili, quindi parlerò nella lingua del nostro colonizzatore, ancora non sono studiata. Per quanto riguarda il resoconto annuale di Entula,
sarà molto breve, la Sardegna fa ancora parte dell'Italia, purtroppo. Sto scherzando. Innanzitutto il 1° maggio è una giornata di lotta collettiva, quindi prima di iniziare voglio dire che oggi dobbiamo ricordare il diritto di ogni persona il diritto che ogni persona dovrebbe avere di lavorare. E in una società capitalista come la nostra è necessario ricordare che il lavoro è una necessità per ogni persona che esiste e resiste. In particolare ricordiamo la difficoltà delle persone razzializzate, povere, costrette ad accettare lavori sottopagati per sopravvivere. Ricordiamo la resistenza femminile, spesso sottoposta al ricatto economico maschile e al ricatto economico del non lavoro, no? Che non gli viene garantito esclusivamente per le proprie funzioni biologiche. Alle donne cis, quindi che si riconoscono nel genere assegnato alla propria nascita, alle quali spesso viene precluso il lavoro perché potrebbero rimanere incinte, no? Come se volessimo tutte essere madri. Ricordiamo le persone trans che hanno difficoltà a trovare un lavoro e anche un alloggio perché potrebbero creare scandali. Queste realtà esistono ogni giorno, il lavoro viene pagato poco o non viene pagato affatto. La festa delle lavoratrici e dei lavoratori sarà davvero un momento di celebrazione quando queste soggettività avranno la possibilità di emanciparsi. Cosa devo alzare la voce. Finito. Devo alzare la voce. Ok, si sente poco. Ok, durante il primo anno di attività della nostra organizzazione abbiamo provato a mettere in pratica gli obiettivi a breve termine che ci siamo prefissati e che sono scritti nelle nostre tesi politiche. Ci siamo date come prospettiva la possibilità di essere un centro di elaborazione politica utile a fornire ai nostri militanti presenti all'interno delle realtà di base strumenti e capacità per tentare di mettere in pratica l'indipendentismo e il socialismo in quelle stesse realtà di base in cui operano. In queste realtà noi agiamo in maniera assolutamente paritetica insieme ad altre realtà e individualità che hanno esperienze e percorsi politici anche differenti dai nostri, ma con cui condividiamo senza dubbio la pratica della lotta anticolonialista. Infatti non c'è mai nessuna pretesa di egemonizzarle. Noi sosteniamo i movimenti popolari, anche quelli che lottano contro il colonialismo in Sardegna, anche se non dicono esplicitamente che lo fanno con quell'ideale. Okay? Questa pratica ci ha portato a non promuovere eventi, manifestazioni con il nome e il simbolo di Entula, perché noi agiamo all'interno degli organismi popolari, quindi non abbiamo nel breve termine l'obiettivo di diventare un partito di massa, ma possiamo dire di aver avuto, diciamo, come principale merito, diamoci anche le rose, la capacità di connettere decine di compagne e compagni orfani di una sintesi politica indipendentista e comunista che desiderava ricostruire un fronte anticolonialista dal basso. La nostra prima uscita pubblica è stata l'anno scorso, il 1° maggio 2024, ed è stata proprio la prima occasione per noi di mettere in pratica quello che è l'intersezionalità. Cioè abbiamo invitato tante realtà politiche, indipendentiste e anche non indipendentiste, organismi popolari, invitandoli a contribuire al nostro dibattito pubblico. C'è qualcuno che qua che sa che cos'è l'intersezionalità? Ok, lo volete dire? Che cos'è? L'intersezionalità è sostanzialmente quel principio di prassi politica in cui diverse volte coinvolgere più soggetti. Mi spiego meglio. Kimberly Crenshaw, quando ha fatto, che era una avvocata nera
statunitense, quando ha coniato il termine di intersezionalità, ha usato l'immagine di un incrocio. Se una persona bianca, anzi un uomo bianco, eterosessuale, cisgender, cammina per strada e viene investito, subisce un danno. Se dovessimo proiettare questo stesso danno su una donna nera trans, ad esempio, e lesbica, avremmo non una strada lineare in cui lei viene investita una volta, ma un incrocio in cui 4 macchine la colpiscono. Questo cosa vuol dire? Che l'intersezionalità è quello strumento che politicamente possiamo sfruttare per riconoscere che determinati punti di oppressione non colpiscono un solo frangente ma ne colpiscono diversi, pur riconoscendo che l'oppressore è lo stesso. Non so se mi sono spiegato. Esattamente, cioè esistono più livelli di oppressione. Una donna non viene, come diceva Minerva, una donna non viene discriminata solo in quanto donna, quindi per il suo genere, ma seconda di dove proviene, per la sua etnia, per la sua disabilità, per la sua classe sociale, per il fatto che vive su un'isola, ad esempio, eccetera, eccetera. Quindi, perché il nostro partito porta avanti la pratica intersezionale? Diciamo che ci sono degli esempi pratici che adesso condivideremo insieme a voi. Gli esempi più importanti sono sicuramente la nascita di nuovi collettivi che riescono a unire, sono riusciti a unire nello stesso corteo tante realtà diverse, eterogenee, realtà pacifiste, libertarie, giovanili, studentesche, indipendentiste, eccetera, connettendo tante lotte insieme contro la militarizzazione del sociale, la colonizzazione dei corpi, contro la repressione, contro il Pugno Legge 1660, solidale col popolo palestinese e tutti i popoli oppressi. L'intersezionalità l'abbiamo vista anche nel dialogo fra le realtà che operano nella tutela del territorio, come seppur diverse, come Aforas e i comitati contro la speculazione energetica, nella ricostruzione di una coscienza nazionale dal basso, come è avvenuto nel calendario di ANS a Sassari, dove insomma per una settimana ci sono stati degli eventi organizzati sotto il cappello di ANS che hanno riunito però 15 realtà molto diverse tra loro, con l'intento di costruire degli eventi autonomi che però appunto portassero tanti temi culturali, musicali a sostegno della produzione del locale, il tema transfemminista con dibattiti storici e di formazione. All'interno del movimento contro la speculazione energetica abbiamo sempre cercato di operare per mantenere unità, purtroppo non riuscendoci, di fatto vedendolo depotenziato da personalismi o comunque da interessi politici diversi, diverse aree politiche che a volte in Sardegna hanno un potere mediatico molto forte. Un altro esempio di trasversalità possono essere i Pride non istituzionali, quindi come ad esempio quello che c'è stato a Sassari, la Falda Froscia, in cui diverse realtà della Sardegna si sono connesse per condividere un momento di lotta transfemminista in un corteo per i diritti della comunità queer che porta la solidarietà al popolo palestinese, rivendicazioni anticarcerarie, contro la repressione. Attraverso queste realtà di base abbiamo sostenuto sempre la prospettiva di mettere in rete tutte le realtà transfemministe sarde. Crediamo fermamente che il transfemminismo faccia parte di un'analisi e di una pratica decoloniale senza la quale non ci può essere liberazione. Auspichiamo che trovi più applicazioni nelle varie tematiche in Sardegna, partendo ad esempio per la lotta contro la violenza di genere, i femminicidi, i transicidi, l'accesso ai percorsi di affermazione di genere che in questo momento non sono presenti in Sardegna, non sono pubblici ma neanche privati, per dire, però che siano pubblici, che siano accessibili, che siano sicuri.
il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. In questo anno di vita ci siamo trovati di fronte però a volte alla necessità di dover diciamo, condividere delle nostre sintesi puntuali rispetto a delle tematiche che per noi erano necessarie su diverse cose. Per esempio per quanto riguarda come si dice? Pronto? Abbiamo fatto varie azioni mediatiche. Queste iniziative sono nate dalla necessità di chiarificare un'azione, una lotta anticolonialista, per difenderla come indipendentisti, quindi per cercare di ridare una certa credibilità al movimento indipendentista tutto, ma soprattutto per descrivere in maniera più puntuale le problematiche coloniali senza, diciamo, seguire le prospettive un po' qualunquiste che si sono diffuse in alcuni movimenti. Nello specifico abbiamo fatto cito l'esproprio simbolico dell'impianto eolico Monte Rosé a Porto Torres, organizzato insieme a Sardegna Nazione e Unigicom, che è servito per dire che il problema non sono le pale eoliche in sé, cioè noi sosteniamo e siamo a favore della transizione ecologica, il problema sono il colonialismo e gli speculatori capitalisti che vengono ancora una volta ad estrarre ricchezza a nostro discapito. Un altro esempio può essere la conferenza stampa che si è tenuta alla stazione marittima di Santa Teresa, organizzata con Core in Fronte, per denunciare la gestione coloniale dei trasporti, che funziona con lo stesso schema di sopra, cioè con lo stesso schema che citavo prima, cioè i capitalisti vedono la Sardegna solo come una terra di profitto, quindi appena le tratte non sono redditizie, stranamente i traghetti non hanno problemi e non viaggiano, questa cosa però difficilmente capita ad agosto. Un altro mezzo utilizzato per rendere visibile la nostra organizzazione è stata la campagna muraria, che ha visto la fissione di centinaia di manifesti in Sardegna. Un altro progetto che abbiamo firmato come Entula è stata Escola del Quadroso, organizzata da Andrea Pili, che ha invitato varie personalità, diciamo, accademiche e non, dove l'obiettivo è quello di fornire degli strumenti teorici e di analisi per portare avanti la lotta anticolonialista a tutti quegli attivisti e gli organismi popolari che abbiano il piacere di partecipare, essendo gli eventi pubblici online e anche visibili a posteriori. C'è un altro strumento che utilizza Entula, che è Safrunza, che è il giornale di Entula, quindi il canale di informazione che è un po' la cassa di risonanza delle lotte di popolo. Per quanto riguarda le tematiche linguistiche, cito l'esempio più ricco, che è il progetto di Jorge Sasaresu, che conta ogni anno centinaia e centinaia di iscritti. È un progetto di scuola popolare di lingua sassarese che è stata utile a fornire gli strumenti linguistici a tanti sassaresi. La ricchezza di questo progetto è stata dimostrata dal fatto che molte persone, cioè alla certificazione oraria regionale in Arami, prima si presentavano poche persone, poche unità di persone, adesso ci sono decine di persone che partecipano a tutta questa certificazione orale. Come prospettiva abbiamo avuto anche quella di incominciare con l'organizzazione di laboratori per i diritti del lavoro, per promuovere una coscienza di classe. L'abbiamo fatto in collaborazione con la CSS di Sassari e con Dignitat di Alghero, insomma diverse realtà che operano nella difesa del popolo lavoratore sardo e Dignitat contro la turistificazione del territorio. Una delle collaborazioni più fruttuose, delle connessioni più fruttuose di quest'anno è stato sicuramente il rapporto con Unigicom, che è stato un grandissimo promotore e aggregatore di attivisti molto giovani
tutta la Sardegna e che opera in forma simile ad Entula, molto simile ad Entula. Sono sia a Cagliari che a Sassari, anche a Siniscola, e con cui siamo riusciti a condividere una lettura indipendentista e socialista in tanti organismi popolari. Per concludere, diciamo, non possiamo che augurarci di riuscire a rendere sempre più solidi e radicati i nostri percorsi, questi percorsi, impegnandoci a radicare nel territorio anche magari attraverso l'apertura di spazi aperti, condivisi, dove tutti quegli organismi popolari possano trovare un appoggio logistico e anche uno strumento di unione delle lotte, dove si possa raggiungere insieme una sintesi politica, sempre in chiaro in mente l'obiettivo di creare un grande fronte anticolonialista che sia popolare, che sia plurale, che non settario e che abbia come protagonista il popolo lavoratore sardo. Grazie. Adesso mangiamo, beviamo. Ah no, adesso no. Adesso... Angelo, vuoi dire due cose? Cioè, scusami. Sì, poi si fa subire il gusto della ballo che ha fatto il gusto usando su, però manca io apertavo su gli scuri di questa cosa luce non si veduta. Nel senso manca io regena, finza a papende, non uscivo, dove a stiare su. Si vede su questo. Adesso c'è Angelo Congiu che farà una proiezione, no? Sì, aspettiamo, si scura. tra poco perché... Ah, la facciamo tra poco, ok, tipo... Va bene. Anche mangiando. Ok, scusami. Va bene.